Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. E questa è Io soldato del colonnello Carlo Calcagni, il colonnello più forte dell'uranio, quest'eroe, questo elicotterista dell'esercito che dagli anni 90, questo ufficiale che combatte per avere verità e giustizia per l'avvelenamento che ha subito grazie all'uranio impoverito. E siete qui in questa puntata straordinaria di Zoom che prende il posto solo per oggi di Potere al Popolo, eccezionalmente perché ritroverete Semivarin lunedì. E io voglio ringraziare il colonnello per avermi segnalato questa canzone che lui stesso ha scritto e ancora una volta lo aspetto in trasmissione perché un uomo così è un eroe da cui prendere esempio, diversamente da altri signorini che adesso ci racconterà l'onorevole Simonetta Matone. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Buongiorno onorevole, ben trovata e bentornata. Buongiorno, ben trovati a tutti. Ecco, vede, da un lato c'è uno che è stato un vero e proprio eroe nelle missioni di pace in questo paese, dall'altro invece ci sono i bambocci da ZTL come lei e giustamente aggiungerei il suo collega Rossano Sasso avete definito, sì. quelli che hanno distrutto il liceo Morgagni di Roma, Sì. dove hanno dato fuoco a un computer, sfasciato tutto, buttato addirittura un dizionario di latino al gabinetto, questo per dimostrare la loro affezione verso lo studio. E ora che succede? Succede che in realtà tutto nasce dal liceo Manara perché su questo liceo avevamo ricevuto delle segnalazioni sui danni provocati dall'occupazione. In realtà la situazione del liceo Manara, che è un liceo piccolino, era molto più tranquillizzante e rassicurante.
Nonostante tutto comunque il liceo era stato occupato, c'era stata un'interruzione della didattica con danni assolutamente contenuti e limitati. Siccome io ho una casella di posta elettronica aperta a tutti, che è quella della Camera, ricevo la lettera di una signora, madre di un ragazzo che ha delle difficoltà, nel senso non è che ha un insegnante di sostegno, ha una cosa per così dire intermedia, che non so tecnicamente come si chiama, la quale mi dice: ma guardi che in realtà nel liceo accanto, che è il Morgagni, la didattica è stata interrotta per un tempo infinito perché i danni provocati da questi scellerati erano enormi. Quindi la scuola non ha potuto riaprire, sono stati cacciati vigilantes, sono stati fatti danni, ripeto, enormi. E a quel punto siamo andati un po' a scandagliare e abbiamo scoperto la realtà che lei ha descritto. Oltre al fatto che, per esempio, nel caso della signora che mi aveva scritto, avendo un figlio con delle difficoltà, per non fargli perdere la didattica, ha dovuto pagare di tasca sua un insegnante che lo aiutasse nella gestione dello studio. E come se non bastasse, proprio ieri mi è arrivata copia di un bollettino di pagamento che è stato inviato ai genitori su base volontaria, un bollettino di 50 euro per il restauro di ciò che è stato danneggiato, il che è di una gravità secondo me inaudita, perché se è vero che su base volontaria, voglio sapere per quale motivo si viene invitati a pagare, peraltro secondo me anche creando, per così dire, delle discriminazioni, perché 50 euro non sono tante, ma possono essere tante in famiglie che tirano a campare con difficoltà. Però ecco, devo dire ai nostri ascoltatori è che i guasti sono stati provocati da una sentenza che io definisco demenziale della Suprema Corte di Cassazione, che ha, per così dire, creato una sorta di Dana libera tutti, perché ha legittimato le occupazioni scolastiche dicendo che in realtà il reato non c'è, perché la scuola degli studenti, gli studenti se ne riappropriano. Peccato che se a questa visione così libertaria delle occupazioni si accompagnano i danni, poi è difficilissimo andare ad identificare i responsabili del reato, che comunque resta reato di danneggiamento. Guardi, lei non mi ha visto perché ha il telefono, ma io quando lei ha raccontato della sentenza mi sono passato mi sono messo la faccia tra le mani. Ma è mai possibile che nel 93 io andavo al liceo e trovavo l'occupazione e sfasciavano tutto e c'era da fare la conta dei danni, e nel 2024 dobbiamo stare ancora a discutere di queste robe? Sì, Ma non c'è una discutere bella norma per la quale nel momento in cui arriva la notizia che sfasciano, vanno e li prendono a calci in culo e pagano i danni? Ma guardi, soprattutto andrebbero fatti sgomberare, perché voglio dire, comunque, a mio giudizio l'interruzione di pubblico servizio c'è, che ne dica la Cassazione. Ne possiamo discutere, dobbiamo ricominciare da capo, però è un legittimare comportamenti secondo me gravissimi. Quindi io sono veramente basita. Pensi che addirittura, avendo lasciato la magistratura minorile da tantissimi anni, perché poi ho avuto incarichi di governo e ho fatto il procuratore generale, ho chiamato i colleghi, perché io ero andata via nel 2008, per chiedere com'era la giurisprudenza legata alle occupazioni scolastiche, e mi hanno detto: Simonetta, purtroppo la giurisprudenza è questa, e noi non possiamo più processarli per i reati per i quali si processavano all'epoca tua. Quindi ci vuole un intervento del governo, presumo. Ma ripeto, la difficoltà è identificare l'autore del danneggiamento. Tant'è che anche nel caso di questo bollettino è un bollettino a contributo volontario. Quindi lei mi deve dire che crea anche, secondo me, discriminazioni tra chi paga e chi non paga. Quindi siamo veramente in una situazione grave. Io penso che il Ministero poi ci dovrà mettere mano, perché è veramente inaccettabile ciò che accade. Pienamente d'accordo con lei. È ora di dare un giro di vita a questa situazione, perché non è mai possibile che ogni volta si faccia un mese di vacanza con l'occupazione. In tutto questo, se io che Sasso siamo stati pesantemente attaccati da Repubblica e dal manifesto, dicendo che siamo dei forcaioli, degli oltranzisti, insomma.
di tutto e di più, però ce ne faremo una ragione. Decisamente, anche perché voglio dire, ogni volta manca solo che vi è mancato solo che vi dicessero che siete dei fascisti, dopodiché l'elenco era completo. Tanto ormai un titolo di fascista non si nega a nessuno, guardi. Non si nega a nessuno. Bene, vi ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, sigla. Qui Parlamento. Ecco, uno sente queste robe e dice vabbè, viviamo nel paese di Alice nelle meraviglie, ma si può emanare una sentenza, si può siglare una sentenza nella quale si dice che tanto con l'occupazione lo studente si riappropria della scuola, e visto che ti riappropri, per quale motivo la sfasci? Allora, a maggior ragione paga i danni se te ne sei riappropriata e la stai sfasciando. Posto che, ripeto, tu vuoi fare il 68ino fuori tempo massimo, e peraltro che noia, solo ste cose sapete fare. E dopo che fai questa roba qua e tutto, per quale motivo io, che non ho potuto andare a scuola e studiare perché tu dovevi fare l'eroe, per quale motivo ti devo pagare i danni? Questa è una domanda che giriamo anche a un uomo che di diritti, quelli veri, e di libertà se ne occupa da una vita, ed è Maurizio Bolognetti, che torna oggi in questa puntata speciale di Zoom, che si trova a prendere momentaneamente il posto di potere al popolo. Ben trovato Maurizio. Maurizio, ci sei? Cavolo, abbiamo perso Maurizio Bolognetti, allora proviamo a richiamarlo in modo tale da riaverlo, perché mi si è frizzato. Eccolo. Ci sei Maurizio? Antonino, ci sono, scusami, perdonami, ma credo di non essermi ancora ripreso del tutto. Volevo fare una cosa, ne ho fatto un'altra. Non ti preoccupare. La domanda qual era? No, io chiedo a te, che voglio dire, sei un radicale doc, nonché amico di Marco Pannella, cioè uno che ha lottato per i diritti in questo paese, i diritti civili. Io commentavo, a seguito del Qui Parlamento con l'onorevole Matone, questa sentenza della Cassazione, per la quale gli studenti, quando occupano un liceo, si stanno riappropriando della scuola perché la scuola è la loro. Domanda, ma quando se ne riappropriano e sfasciano tutto, perché non devono pagare i danni? Soprattutto, qui è un diritto o è un sopruso? Ma io, mi senti? Sì, perfettamente. Nel 1900, credo 89-90 più o meno, eravamo intorno a quegli anni lì, forse ricorderai un movimento che si chiamava la Pantera. Me la ricordo, sì. Mo con la Pantera non so che cosa c'entrasse. Ricordo però che occupavano le università, per carità, ci mancherebbe. Poi ricordo un mio amico di sinistra che era anche lui tra gli occupanti, ma quando si rese conto che continuando ad occupare l'università avrebbe perso gli esami che doveva dare, passò immediatamente dalla parte opposta della barricata, ma qui siamo nell'aneddotica, evidentemente. Ma io credo che non sia un diritto impedire a chi vuole frequentare le lezioni di poterlo fare. Sarei d'accordo con qualsiasi altra forma di protesta, ma non con l'impedire a chi vuole di frequentare le lezioni, di dare gli esami, di studiare. Per quanto riguarda il chi rompe paga, direi che accertate eventuali responsabilità, non c'è dubbio, chi rompe paga, perché non è che la scuola è di tutti, è nostra, è la scuola per quanto riguarda la scuola pubblica, e quindi dobbiamo prendercene cura, non è che facciamo quello che vogliamo, non è un diritto.
affatto devastare, se accade, un istituto, un liceo, un'università, anzi è un segno di assoluta e totale inciviltà. Io la penso così. E io non posso che essere d'accordo con te. Senti Maurizio, allora io intanto ti ringrazio del tuo tempo e della tua disponibilità a essere qui. Sono io che Da ringrazio te, di la verità. figurati. Qualche sera, insomma, in questi una di queste sere, diciamo da qualche tempo io seguo i tuoi interventi serali, su Facebook, Buonanotte compagni, la tua rubrica, nel corso della quale tu dici tutta una serie di cose. Ti devo dire la verità, m'hai fatto venire i sudori freddi quando sei finita all'ospedale, perché, hai fatto lo sciopero della fame, poi sei passato a quello della sete. Allora la domanda è, per ricapitolarlo ai nostri ascoltatori: perché hai deciso di fare questi gesti e perché hai rischiato e stai rischiando la salute fino a 'sto punto? Cioè, dove vuoi arrivare, Maurizio? A Posto che po- a me servi vivo e credo anche a tanti di noi, ma, uno per tutti, ne cito uno che probabilmente ci sta pure ascoltando, Giulio Cainarca. Ma, Grande. per quale motivo ti rifiuti a servirci da vivo? Cioè eh? Come vedi, mi son fermato in Ecco, tempo, ho fatto una promessa solenne a me stesso, ma anche a persone di cui ho grande stima e che hanno dimostrato di avere stima, di me, oltre che affetto, e lo hanno mostrato in maniera molto concreta con parole e atti. Parlo del mio vescovo, cioè di Monsignor Vincenzo Rofino della diocesi Tursi-Lago Negro, ma parlo anche del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, che sono venuti in ospedale a chiedermi di sospendere l'azione non violenta, di cui credo abbiano compreso pienamente ragioni e contenuti. Non a caso Angelo Chiorazzo è per esempio tra coloro che hanno sottoscritto una mozione che è stata votata all'unanimità qualche tempo fa. Era una mozione che si intitolava così: azione non violenta di Maurizio Bolognetti, premesso che ce lo risparmiamo, le questioni di diritto e democrazia, di Stato di diritto democratico, di rispetto del dettato costituzionale e del diritto umano a poter conoscere per deliberare, poste dallo storico esponente dell'Associazione Radicali Lucani, meritino un momento di profonda riflessione collettiva che impegni la politica tutta, considerato che i temi posti da Bolognetti non possono lasciare indifferente questa assise, in particolare quelli afferenti alla qualità delle nostre democrazie, allo strapotere di quello che la professoressa Shoshana Zuboff definisce capitalismo della sorveglianza, una democrazia che ovunque nel mondo è sempre più democrazia reale, al violento attacco sferrato nell'ultimo decennio alla rappresentanza democratica che ha svilito di forza e contenuto le istituzioni della Repubblica e che ci riconduce all'articolo 49 della Costituzione, allo svilimento dei luoghi assembleari, al reiterato attentato ai diritti politici del cittadino, all'articolo 21 della Costituzione vilipeso e oltraggiato, e ultimo ma non ultimo ad un'operazione verità sulle questioni ambientaliste, ecologiste e lucane. Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale della Basilicata si impegna ad ascoltarmi. In realtà che cosa era successo? Se vuoi te lo racconto sì, brevemente. Qualche giorno prima del voto avevo saputo, e li ringrazio per questo evidentemente, avevo saputo che sarei stato convocato direttamente perché questo c'è scritto anche nella mozione, dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale Basilicata 1 e terza,
Fanelli e Rocco Leone. Al che era venerdì, era venerdì, la convocazione era prevista per il mercoledì successivo. Ora, oltre a trovare, come dire, secondo me ho trovato che ci sia stata una caduta di stile nella comunicazione, diciamo così, anche se vuoi istituzionale, personale, politica, perché io non posso sapere una cosa ufficiosamente, la devo sapere ufficialmente, e infatti la vengo a sapere ufficialmente il lunedì. Ma ufficialmente faccio sapere a chi mi aveva avvertito che io non avevo nessuna intenzione di essere audito dalle commissioni 1 e terza se prima il Consiglio regionale non avesse rispettato il ruolo dei consiglieri presentatori della mozione e quindi avesse messo all'ordine del giorno la mozione in oggetto, l'avesse discussa e votata ed eventualmente emendata, che poi è quello che è esattamente successo il martedì successivo. Adesso perdonami, sulle date sono un po' spasato. Sì. Però poi la mozione è stata messa ai voti, è stata presentata dal primo firmatario ed è stata votata all'unanimità da 16 consiglieri su 16. Perché lo sciopero della sete? Perché continuo a chiedere incessantemente che su un po' di questi temi che fanno parte di questa mozione votata all'unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata, perché lì sono riuscito ad arrivare, perché se no, altrimenti, per quanto mi riguarda, l'avrei proposta a dei parlamentari. Credo che ci debba essere una discussione su un tema per me imprescindibile se vogliamo che davvero evitare di precipitare, e non è una questione, ripeto, di destra e sinistra, nel baratro di una democrazia senza democrazia, e quindi dobbiamo riprendere consapevolezza, ma davvero e pienamente, che abbiamo una politica, ahimè, secondo me, con le dovute eccezioni di singoli, che ha perso completamente la sua dignità. Io non vedo in giro statisti, anche se poi qui in Basilicata ci sono giornali che un giorno sì e un giorno là pure nominano d'ufficio statisti, io non so su quale base, per esempio, vabbè, non faccio nomi, ma abbiamo la necessità di avere istituzioni forti rispetto a poteri politico finanziari ed economici che sono transnazionali e molto forti, e rispetto ai quali la politica è debolissima. Per quanto mi riguarda, può darsi che esageri, ma ho l'impressione che molti pensano di governare, ma in realtà a loro è riservato un mero ruolo, come dire, di ratificatori di ciò che magari viene deciso altrove, che se ci si ribella e si va in una direzione che si discosta un po'. Ecco, per esempio, facciamo un esempio pratico. Adesso stanno tutti quanti ad osannare l'intelligenza artificiale. Boh. E francamente, signori, io non ho capito perché dovrei per forza allinearmi, perché ciascuno di noi dovrebbe inginocchiarsi di fronte a questo nuovo idolo proposto alla tribù umana. Vorrei discuterne, vorrei pormi delle domande, vorrei chiedermi in che direzione ci sta portando tutto questo. Ci sta portando a depensare, se vuoi una risposta da parte mia. Io la Perché penso come te. ti faccio un esempio molto banale. Io qualche giorno fa, anzi la settimana scorsa, su una pagina molto nota di Facebook,
Stavo seguendo una conversazione sull'influencer Rita De Crescenzo, quella che ha invitato la gente ad andare a Roccaraso. Bene, nella discussione un tale si è presentato armato di un parere chiesto a ChatGPT sul valore di quella determinata pagina, sull'ironia che si faceva sulla signora De Crescenzo, sui napoletani che erano andati a Roccaraso e così via. Allora, se tu non riesci più a dire che cazzo ne pensi di una cosa, scusate l'espressione, va bene? Prego. Se tu non sei in grado di mettere soggetto, predicato e complemento e dire sta cosa qua per me è bella, oppure sta cosa qua per me è una fregnaccia, e hai bisogno di chiederlo al prompt di ChatGPT e presentarti sulla pubblica piazza virtuale, poi dici che uno si incazza, no? E presentarti sulla pubblica piazza virtuale con il parere di ChatGPT, che peraltro l'intelligenza artificiale non è altro che una macchina che si muove su base statistica, ruminando opinioni e materiale che sono già online. E certo. Lo fa sempre con un certo contemperamento, perché in realtà le sue risposte non sono mai delle risposte nette, definitive e tranchant. Tanto è vero che in origine ChatGPT parlava bene anche di Hitler, per dire. Allora, se tu ti presenti giusto, no? e mi dici l'intelligenza artificiale mi ha dato questa risposta, tu stai chiedendo pubblicamente la patente di pirla, perché tu non sai più nemmeno che cosa pensare di una cosa, o per corroborare le tue opinioni, anziché leggere un fottutissimo libro, preferisci andarla a chiedere al computer. E qui siamo messi davvero male, Maurizio mio, altro che sciopero della sete, qua c'è da spararsi. Però 10 secondi di pausa e ti chiedo la risposta. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEUC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACEUC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEUC2? ACEUC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACEUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Molto bene, riprendiamo la linea alle 11:33 minuti e 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme a Maurizio Bolognetti. Allora Maurizio, intelligenza artificiale o scemenza analogica? Scusami, ma sei terribile.
che è anche quella di chi con l'intelligenza artificiale si presenta con la voce dell'ignaro ministro Crosetto, che nel frattempo si sta vivendo la sua vita per i fatti suoi. E però, buongiorno, sono il ministro Guido Crosetto. Senta, c'è la contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare di Azevedo che è in Oman, l'hanno rapita i Tuareg. Se non la liberiamo con $1 milioncino che mi presta lei, la signora potrebbe sputtanare segreti di Stato. Che fa? Me li presta i soldi? E qui uno dice, ma cazzica, ma perché non ti fai una domanda e ti dai una risposta come diceva Marzullo? Secondo te, il ministro della difesa, o meglio, il sedicente ministro della difesa, ma tu non lo sai, per cui il ministro della difesa che ha al suo comando, che comunque lavora con le forze armate, tra cui anche i servizi segreti, e quindi disporrà anche di fondi riservati, come tutti gli stati fanno. Chiede i soldi, 980.000 euro a Moratti. Cioè, tu c'hai i fondi neri, i fondi riservati e vai a chiedere soldi a Moratti. E Moratti e tu non ti glieli dà chiedi che pure. cacchio di domanda è? Guarda, questa è una storia sulla quale abbiamo detto tutto senza entrare nel dettaglio, però ecco, io qualche domanda me la farei e proverei anche a darmi qualche risposta, ma parecchie risposte su quello che è venuto fuori su questa storia, perché francamente... E dammene almeno una, vai. Io dico, io conosco, tu sai che io sono un tifoso dell'Inter, non lo so, poi non lo sapevi, simpatizzo anche per il Napoli, ma sono un tifoso dell'Inter da una vita. Cioè, noi siamo di fronte a un Moratti che ha pagato per 30 anni Recoba, che notoriamente in 30 anni ha giocato 3 partite, quindi indubitabilmente Moratti è una persona generosa. Però io al posto suo i 980.000 euro sulla base della telefonata del presunto ministro appunto Crosetto, diciamo che quantomeno avrei fatto pure io una telefonata per una verifica al Ministero degli Esteri, insomma. Allora, senti, c'è una telefonata allo 0292947222. Se ti va la prendiamo. Assolutamente sì. Pronto, chi è là? Ci mancherebbe che non la prendete, ragazzi. Antonello dal Veneto. Antonello, buongiorno, oggi Antonino. l'abbonamento alle chiamate a Radio Libertà hai fatto, ben trovato. Per usare la tua terminologia, sono io, Antonello. Come stai la mattina? Bravo. Dici Antonino, tutto. bravo. Stai attento, finalmente sento ragionare sti giornalisti come devono ragionare. Ma sto Moratti, ma come ha fatto a dare €1 milione così, come si dà, sai, quando uno va con l'acqua santa in chiesa? Ma scherziamo? Guarda. Ma che razza di intelligenza! E questi sono i nostri imprenditori, sai, che poi vanno a chiedere la rottamazione. Un momento, scusami Alessandro, scusami se ti Antonello, interrompo. no Alessandro. Antonello, scusami Antonello, mi chiedo scusa anche ad Antonino. Un momento, Moratti Inter non è proprio un imprenditore, credo. Diciamo che nella famiglia Moratti c'erano quelli che si occupavano di imprenditoria e poi c'era quello che giocava con l'Inter. Ci ha fatto vincere pure la Champions, va bene, per carità, però definirlo imprenditore mi sembra eccessivo. Ma sai, è quello delle damigiane piene di petrolio il Moratti di cui parlo io, o no? Bene. Comunque prego, dice prego. Antonello. O no? Te lo sei dimenticato che il caro Moratti io ho dimenticato le damigiane. Io so che ci sono delle famiglie di imprenditori in Italia, ne abbiamo una anche in Basilicata, in cui diciamo quello meno bravo nel fare impresa, ecco, per esempio la famiglia che dico io, ce n'è uno che gli hanno detto, loro tra l'altro si occupano di tutt'altro, tu fai l'ambientalista, e lui lo fa l'ambientalista. Va bene, ho capito. Bueno. Fa buon brodo, si dice qua nel Veneto. Ho capito, fa buon brodo, dice qua nel Veneto.
Va bene, grazie. Scavate, questo è il punto. Perché guarda, c'è una classe politica che ci fa veramente invocare l'intelligenza artificiale. Anzi, il nostro paese andrebbe meglio senza questi cervelloni che abbiamo lì in Parlamento. Grazie ragazzi, buona continuazione. Grazie. Ma sapete, grazie a te, ma sapete qual è il punto? Che io veramente, se Leonardo Sciascia fosse ancora vivo, probabilmente si divertirebbe un mondo con sta cosa. Lui scriveva già alla fine degli anni 60: "Oh, i bei cretini di una volta, così semplici, così genuini". Cioè, ma Mauri, ma perché tutto? Cioè, di qualcosa tu, Perché? ma non di sinistra, una cosa sensata, Una la cosa puoi intelligente, dire, ecco, vediamo una se cosa ci che non riesco. sia cretina. Ma Perché pure io, devo dire che pure io rimpiango i bei cretini naturali di una volta, li rimpiango anche io, perché adesso ci sono un sacco di cretini intelligenti che sono soffocanti, siamo letteralmente circondati. Io per esempio ieri durante la trasmissione, in cui tra l'altro ho risposto anche a te, che ci hai detto iniziamo bene, con l'IRI qua e là, sì, appunto. che è intervenuto uno che non ci azzeccava proprio niente, perché doveva dire per forza qualcosa. Ecco, dico, guardate, quando non avete qualcosa da dire non è necessario parlare, il silenzio è una cosa bellissima. Io ho imparato forse nella vita, anche se sono uno che parla molto, e Nino lo sa, Antonino lo sa, sono logorroico, però anche se non sembra, sono uno che è abituato anche ad ascoltare, perché so che l'ascolto, magari anche tu hai invocato i libri, no? Anche Sì. dei nostri amici che sono là dietro, perché sono degli amici. Sono persone che magari alcune non ci sono più, ma che hanno delle cose da raccontarci con le quali interfacciarci, possiamo essere d'accordo, non d'accordo, però è un arricchimento continuo, una crescita costante, che se perdiamo, e noi la stiamo perdendo, perché tu prima hai detto la parola sacrosanta, credo, hai parlato di disumanizzazione o no? Sì, di depensamento, perché sì, nel momento in cui tu non pensi più... Ma nella sostanza è questo, no? E stiamo viaggiando verso una disumanizzazione della specie umana. Cioè, facciamo un esempio, una cosa intelligente, non lo so se è una cosa intelligente, però la dico lo stesso. Mo' sto capperi di Elon Musk, che tra lui, Zuckerberg, quell'altro, Bill Gates, che pure dicono abbia fatto vincere, non proprio lui direttamente, ma alcuni dei suoi pezzi grossi, le elezioni a Barack Obama qualche tempo fa, quindi come vedi. Ma Elon Musk che mi viene a raccontare che il taxi, farà il taxi senza autista, e vabbè, non potrò più, quella rara volta che capita uno scambia due parole pure con il tassista, qualche volta magari ci litighi pure, ma soprattutto quello che proprio mi ha reso triste e affranto è l'idea di essere servito in un bar da una macchina. Ecco, tu pensa a Napoli, dove c'è ancora quel bar che c'è il caffè sospeso, no? Sì. Tu entri e ti trovi il robot davanti, non è che chiameremo Peppiniello. Peppiniello, si dice fammi un caffè con 3 C, che non lo possiamo dire, qui lo possiamo dire che significa un caffè con 3 C? Direi di sì, non lo so cosa sia, prego. Vabbè, com caz coach, lo Esatto. saprà, vedremo. Senti, ma tra l'altro voglio dire, anche qui De Crescenzo in Così parlò Bellavista, dice lei deve capire, egregio ingegnere, che quando uno sente il desiderio di un caffè non è tanto del caffè quanto del desiderio di recuperare un rapporto umano, fare dei passi sotto il sole, vincere la lite coi colleghi per chi lo paga, entrare nel bar, un complimento alla cassiera, 2 chiacchiere sportive
al barista è tutto questo, ricevere il caffè senza che il barista ti abbia chiesto come lo vuoi, perché il vero barista sa già come lo vuoi, e il caffè non è un liquido, ma è un aeriforme che sale, ti arriva nel cervello e tu lavori per ore e però pensi: ah, che bello caffè che m'hai pigliato stamattina. Signori, per la prima volta abbiamo ascoltato Antonino Danna non solo fare esibirsi nella sua esperienza da cinefilo con una bellissima citazione di un bellissimo film del grande De Crescenzo, ma per la prima volta l'abbiamo sentito parlare in napoletano e devo dire che se la cava anche abbastanza bene. Insomma, mi arrangio. Comunque, mi sa che io e te dobbiamo andare a prenderci un caffè a Napoli. Penso pure io, però ti voglio dire, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Vengo anch'io, dai. Ciao Maurizio, sono Vito Coviello da Matera, è un piacere ascoltarti e te garazon, detto alla milanese, visto che noi siamo milanesi di attacco. Ascolta, tra le tante cose che ti è sfuggito di Elon Musk è il Neuralink, un chip da mettere nel cervello per connetterti al mondo però puoi essere anche controllato. Invece i cinesi stanno facendo un caschetto da mettere sulla testa, naturalmente la SATA 0. Ho ritrovato queste cose già in un vecchio libro di Arthur C. Clarke, quello di Odissea 2001, nel libro Odissea 2003, e anche qualcosina, la disumanizzazione dell'essere umano. L'uomo non servirà più se comandano le macchine. Voi che dite? Dai, ascolto per radio, un abbraccio. Fermo lì. Tu ora ci reciti una poesia. Bravo. No, Vito, non ce lo dovevi fare. No, Vito, no, questo non ce lo dovevi. Vito da Matera non ce lo doveva fare. Vergogna, sta roba così no, però. Allora, vabbè. Però vedi Maurizio, anche qui la letteratura alle volte è capace di antivedere quello che può succedere. C'è anche un nostro ascoltatore, Fabio, che scrive: pensiamo anche ai discorsi di Giulietto Chiesa che ha anticipato tutto prima del previsto. Buona giornata. Però se io metto assieme un po' di cose, no? Il credito sociale in Cina, se ne hai poco non puoi prendere nemmeno il treno, tanto per dire. Il caschetto con il Neuralink e così via. Cioè, ma che umanità verrà fuori? Un'umanità praticamente di serie A che non ha bisogno di caschetti e di niente, che gode di una serie di privilegi. E un'umanità di serie B, dei semi-zombie, semi-schiavi, che come tali devono rispettare il credito sociale, devono avere la capacità di pensare e un'intelligenza artificiale che gli suggerisce cosa fare. Cioè, qui siamo veramente a una scena da Metropolis. Oppure da Terminator, le macchine ribelli, o da quell'altro film, come si chiama? No, quello no, perché c'ha delle cose abbastanza interessanti. Terminator, le macchine ribelli potremmo evocarlo quando abbiamo noi tutti letto con un po' di stupore che l'intelligenza artificiale diceva tu umano non servi, devi morire, a 2 studenti universitari americani. Poi forse, chi lo sa, aveva pure ragione, non lo so. Però siamo stati tutti rassicurati da Windows e da Bill Gates, che ha detto non vi preoccupate, mo ci mettiamo altri 2 o 3 filtri e la prossima volta sarà pure peggio di come è adesso. No, ma in Cina è una notizia, tra l'altro, divertitevi a cercarla in rete se non è sparita, ma credo di no. C'era una fabbrica europea nota, credo la Kodak, che aveva questa sua sede cinese. E questi che t'avevano pensato, quelli della sede cinese? Che gli impiegati potevano accedere ad alcuni locali
solo se avevano un sorriso stampato sulla faccia, anche se non avevano quella mattina nessuna voglia di ridere perché, che ne so, gli era capitato un accidente qualsiasi. Altrimenti se non sorridevi come un ebete, automaticamente ti veniva impedito da tutto ciò che ti osservava di entrare in alcuni locali e magari, che ne so, di utilizzare anche la macchinetta del caffè. Cioè, tanti saluti ad Adriano Olivetti. Adriano Olivetti, grande Olivetti, altro che Bill Gates, poi sapete com'è, abbiamo perso un sacco di cose in questo paese che è un po' in svendita. Io tra l'altro vorrei sapere, saltando di palo in frasca, ma secondo te i francesi avrebbero consentito ai cinesi di acquisire la Pirelli? Ma neanche per idea. Ecco, penso pure io. Allora, ti voglio dire una cosa sul loro sciovinismo. Nel 1970 la Fiat fece il primo accordo con la Citroën. All'epoca la Citroën era per i fatti suoi. E si misero a sviluppare assieme una nuova vettura. La nuova vettura, che poi sarebbe diventata nel 76 la Lancia Gamma, l'ammiraglia che c'era prima della Tema. Praticamente a un certo punto la Fiat disse: siccome vogliamo dare il massimo del comfort, vogliamo chiedere alla Citroën di equipaggiare questa nuova Lancia con le sospensioni idropneumatiche, quelle della Citroën DS, lo squalo ferro da stiro, come la chiamano, insomma le famose sospensioni idrauliche della Citroën. Fu De Gaulle in persona che disse che tecnologia francese a una potenza straniera non se ne doveva passare. Cioè le sospensioni idropneumatiche. E invece adesso, amici, figuratevi la Pirelli. No, invece noi mi pare che c'era uno che si chiamava Tronchetti Proverà, qualcuno lo chiamava così, proverà, che gli hanno dato l'allora SIP, quello che era, poi Telecom, tipo, adesso ci capisco più niente, a dire la verità. E devo dire, l'ha usato un po' come bancomat forse, poi si è ritrovato alla Pirelli, poi con la Pirelli ci ha fatto quello che ci ha fatto, complimenti ovviamente, ma siamo arrivati al punto che siamo così intelligenti. Poi Ursula, ma perché ti stupisci del fatto che sulla linea Trump-Putin, io non sono putiniano, sia chiaro, perché qua non si può ragionare più che immediatamente ti schiaffano un'etichetta addosso. Voglio semplicemente, come diceva Nino prima, provare a, magari anche se volete, a porre delle provocazioni. Perché si meraviglia Ursula se tutto adesso, dopo che abbiamo speso come Unione Europea 3.000 miliardi che sono stati scaricati, e non perché io sia contro la democrazia, lo Stato di diritto democratico, ma ci mancherebbe, ad avercene, a iniziare dalla Cina, con cui facciamo affari quotidianamente, senza magari dire una parola su quello che succede qualche volta ad Hong Kong o in qualche altro posto, o nel Tibet, bravissimo. E adesso siamo arrivati al punto che la Volkswagen, signori, può darsi che decida di vendere una dei suoi gioielli, delle sue fabbriche, ai cinesi. Ovviamente quelli sono contentissimi perché hanno una fabbrica nel cuore dell'Europa, mentre la Fiat, quelli lì che si sono presi 5.000 miliardi quando c'era Agnelli per mettere la fabbrica a Melfi, no? C'era uno appunto che diceva: privatizzano i profitti e socializzano le perdite. E mi sa proprio che dobbiamo cambiare, perché per qualcuno la parola imprenditore non va bene. Un'altra parola, prenditore, che mi pare più adeguato oggettivamente. Ursula, e perché ti stupisci? E ovviamente Trump e Putin hanno detto: ma voi che volete? Voi, la NATO, l'UE, questa è una cosa che riguarda noi, casomai diciamo due parole con Zelensky
che poi tutto sto grande democratico, devo dirvi, non mi pare, ma questa è una mia opinione. Sai, mio papà aveva un'espressione quando magari incontrava una persona e non la guardava o non la considerava, e tu gli dicevi: ma perché non gli hai parlato? Perché io guardo ad altezza d'uomo. Allora, la battuta ora non la riferisco ovviamente alla signora von der Leyen, ma la riferisco alla statura dell'Europa. Cioè, se uno va da Trump e gli si dice: oh Donald, ma perché tu tratti direttamente con Putin e non consideri l'Europa? È chiaro che quello ti risponde: politicamente io guardo ad altezza d'uomo. L'Europa è un nano, voglio vedere che cosa vedi. Cioè, l'Europa non c'è. Lo vogliamo dire una volta tanto? Ma Che ne pensi Macron? stiamo rischiando di brutto, stiamo rischiando di diventare, lo siamo già di fatto, il vaso di coccio schiacciato perché poi questo è tutto sommato, credo, in una guerra che c'è, poi la guerra quella con i fucili Kalashnikov, ma c'è una guerra economica all'ultimo sangue in corso per chi tra qualche anno dominerà i mercati, il mondo, e noi siamo tra i BRICS e gli Stati Uniti e che non so chi altro, e noi siamo il vaso di coccio insieme in mezzo ai vasi di ferro. Noi stiamo rischiando di perdere gran parte delle conquiste che abbiamo raggiunto in decenni o in qualche secolo. Esatto. E non facciamo niente per fermare questa deriva, cioè c'è quasi questo stato ipnotico, un po' come da noi in Calabria abbiamo il famoso apologo del cane con la coda nell'acqua. Il cane con la coda nell'acqua, sai che faceva? Guardava la coda che era nell'acqua e diceva: però se avessi voglia la tirerei fuori dall'acqua. Sì. Ma non la tirava fuori. Giusto. Mi pare che l'Europa sia arrivata in questo momento nel fiume, abbia la coda nell'acqua e ogni giorno passi tempo a dirsi: abbiamo la coda nell'acqua, ce la stiamo bagnando. Però la lasciamo là. Però la lasciamo là. Maurizio, senti, ci frega. Maurizio, senti, sono le 11:56 e io devo chiudere, però che peccato. Però per tirare un po' le somme, io tirerei fuori un epitaffio, perché l'ho ritrovato. Nel senso che me lo vuoi mettere sulla tomba, no? No. Per tombare la aspetta ancora, aspetta 5 minuti, dico. Allora, Leonardo Sciascia da Nero su Nero, 1979, così diamo la citazione precisa. Credo che tu lo abbia conosciuto, tra l'altro. Sì. Ecco. È ormai difficile incontrare un cretino che non sia intelligente e un intelligente che non sia un cretino. Ma di intelligenti c'è sempre stata penuria e dunque una certa malinconia, un certo rimpianto. Tutte le volte ci assalgono che ci imbattiamo in cretini adulterati, sofisticati. Oh, i bei cretini di una volta, genuini, integrali, come il pane di casa, come l'olio e il vino dei contadini. Fantastico. A te le parole per chiudere. Grande Leonardo Sciascia, io posso solo risponderti con il mio cavallo di battaglia che consegno agli archivi e alla memoria di Antonino e di Radio Libertà, mentre la verità si allaccia ai calzari, la bugia fa 10 volte il giro del mondo. E questo è un altro grande italiano del quale spesso ci dimentichiamo, che si chiama Gaetano Salvemini. Parole sante, immenso Salvemini. Allora Maurizio, grazie del tuo tempo. Grazie a te. E avremo Grazie modo di chiacchierare ancora assieme. Adesso noi terminiamo questa prima parte della Dannatona, la maratona Danna radiofonica di quest'oggi. Ci ritroviamo alle 17:30 con Lorenzo Viviani per Chilometro Zoom. Grazie ancora, caro Maurizio, e mi raccomando, tieni duro, però non ci fare sudare freddo più del giusto.
E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Maurizio Bolognetti e Antonino Danna. Buongiorno. Buongiorno. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.